Buonasera e bentrovate e bentrovati per questa serata insieme sul ritratto veneziano dell'Ottocento. Siamo arrivati alla sesta conferenza dedicata all'approfondimento di questa grande mostra che devo dire, io sono Elisabetta Barisoni, responsabile di Capesaro e co-curatrice della mostra col professor De Feo. Devo dire che ci sta dando molta soddisfazione, e qui parlo più da responsabile della galleria che da curatrice, anche da curatrice, ma soprattutto per il museo, perché veramente un gran numero di visitatori stanno affollando le nostre sale fin dal 21 ottobre, quando l'abbiamo inaugurata, e anche molto gradito questo seguito continuo di interessati, di affezionati alle nostre visite guidate e alle conferenze gentilmente ospitate qui a Mocenigo, dove c'è sicuramente un ambiente più caldo e più intimo, e sempre del circuito della Fondazione Musei Civici. Con il professor De Feo, appunto, dell'Università di Udine abbiamo elaborato questo grande percorso che riprende la mostra di 100 anni fa realizzata e concepita da Nino Barbantini. Immagino che tutti voi l'abbiate già visitato con noi o senza, e se no vi invito a visitarla o a comunicare, se credete, a vostri parenti e amici entro il 1° aprile, perché il nostro più grande dispiacere sarebbe di sentire qualcuno che il 3 aprile ci chiama e dice che se l'è persa, perché succede spesso così anche a noi con le mostre degli altri. Quindi abbiamo fatto una carrellata con Roberto De Feo e la sottoscritta di presentazione della mostra, con Matteo Piccolo, conservatore di Capesaro, la mostra del 23 e gli acquisti, gli arrivi nelle collezioni civiche, con Chiara Squarcina, la moda nell'Ottocento, con Enrico Colle. La scorsa volta abbiamo affrontato con il professor Colle gli interni, i mobili, l'arredamento, il gusto proprio che si vede nei quadri e che attraversa tutto il XIX secolo, e oggi voi vi aspettavate Matteo Bonanomi e non me e il professor De Feo, ahimè, dovrete accontentarvi di noi. Lo dico con un sorriso, ma purtroppo il professor Bonanomi ha avuto un'emergenza familiare abbastanza importante, per cui non può venire. Quindi io e il professor De Feo, saputa dell'assenza del professore questa mattina, ci siamo preparati sullo stesso argomento, per non ripetere cose che molti di voi magari hanno già sentito o nelle nostre visite accompagnate o nelle nostre conferenze, e ci siamo impropriamente preparati sull'argomento del professor Bonanomi, cioè che è molto affascinante, che è le saloniere nella Venezia del primo Ottocento. Soprattutto il focus che avevamo inteso affidare a Bonanomi, che vorremmo così affrontare con voi oggi in una chiacchierata, era su due donne importanti, sulle donne di questa mostra, e anche le donne che precisamente a Venezia, Giustina Rener Michielle e Isabella Teotocchi Albrizzi, di cui avete i ritratti in mostra, ma quanto e come animarono un secolo, altrimenti ormai questi concetti, per chi ci ha seguito, insomma, sono pane quotidiano, in un secolo altrimenti considerato quasi un medioevo dell'intelligenza cittadina, e invece un secolo, appunto, attraverso queste donne tenuto molto vivo. Ma ci siamo allargati, e non ce ne voglia male Bonanomi, perché abbiamo pensato di riproporre in questo PowerPoint e nella nostra conversazione un po' tutte alcune figure di donne, non solo le saloniere, non solo queste intellettuali, ma abbiamo inserito, perché la mostra è ricca e non posso pretendere che tutti, e nemmeno noi, quando andiamo in visita, vediamo tutte le opere con la dovuta attenzione. Abbiamo messo tutte le donne, per esempio le ballerine, le cantanti, alcune figure iconiche, mi viene in mente la Malibran, che ci sembrava punteggiassero questo secolo con diciamo intelligenza e con uno spirito comunque di permanenza di una cultura, di una vitalità, anche nella Venezia così bistrattata e così travagliata nell'Ottocento. Chiudo questa mia introduzione ricordandovi che martedì 12 marzo avremo Elena Barbalic, che ci parlerà del panorama del melodramma ottocentesco a Venezia, scandalo e censura, quindi molto di più, e come
diciamo, specialista di questa materia, della parte del palcoscenico, dei teatri, del melodramma e di questa commistione che è inscindibile in realtà tra la pittura e le arti nell'Ottocento come in altri secoli. E per ultimo chiudiamo con questo curioso intervento di Francesco Cigolini, specialista medico odontoiatra, che ci parlerà del sorriso dell'Ottocento, alimentazione, igiene, problemi di salute. Anche un esperto e una ricercatore in temi di storia della medicina, soprattutto più che storia della medicina, storia della salute forse, e quindi capiremo anche perché forse tutti i ritratti o quasi tengono la bocca chiusa e non mostrano i denti. Una delle prime figure che affrontate in mostra è proprio quella di cui lascio il professore fare l'approfondimento, di Isabella Teotocchi Albrizzi. La trovate all'inizio anche perché abbiamo comunque tenuto a ripercorrere le sezioni, anche per chi non è venuto in mostra, anche perché ricordo che queste conferenze sono registrate e verranno caricate tutte sul sito di Capesore e sulla pagina YouTube di Fondazione Musei Civici, quindi rimarranno come patrimonio permanente della Fondazione del Museo. Ecco l'alba di un nuovo secolo e Isabella Teotocchi Albrizzi di Matteini. Ecco, allora intanto vediamo una panoramica di una parete che avete già sicuramente visto e che mostra l'opera di questo protagonista pistoiese dell'arte però veneziana dell'inizio dell'Ottocento, Teodoro Matteini, che per la prima volta viene rappresentato dal 1923 in una mostra con tante opere messe insieme. In mostra ce n'erano state altre che purtroppo non sono state rintracciate, molti disegni anche, ce n'è solo uno in una bacheca che abbiamo rintracciato, altrimenti essendo stati, come dire, sfortunati non avendo trovato 6-7 dipinti e disegni di Teodoro Matteini, la fortuna vuole che ho rintracciato in una collezione privata il ritratto di Isabella Teotocchi Albrizzi, un dipinto che viene da Venezia ma che è passato per il mercato svizzero, è ritornato, diciamo, nel palazzo per volontà dei discendenti ad essere, come dire, padroni di casa nel palazzo dei discendenti di Albrizzi, ed è un dipinto inedito che però ha tutte le caratteristiche della pittura di Teodoro Matteini, che è vicino ad altre opere di Teodoro. Isabella Teotocchi Albrizzi è una delle cosiddette saloniere, una delle prime protagoniste della civiltà letteraria, artistica, poetica e veneziana, una figura che ci fa capire quanto le donne nell'Ottocento hanno avuto un ruolo apparentemente silente, ma soprattutto dall'inizio dell'Ottocento anche di protagoniste. Isabella Teotocchi Albrizzi, che era nata Teotocchi a Corfù, era una giovane brillante che si era sposata con un veneziano che si chiamava Marin. Subito dopo otterrà la separazione e il divorzio, giungendo a Venezia e diventando poi la moglie di Albrizzi. Diventerà la moglie di questo intellettuale, che morirà anche lui abbastanza presto, lasciandole la libertà, diciamo, di poter entrare in rapporto con tutta una serie di personaggi di importanza fondamentale, da Dominique Vivant Denon, che era stato chiamato l'occhio di Napoleone, che diventò anche suo amante, il quale le dedicherà anche degli scritti. Isabella Teotocchi Albrizzi sarà amica di Foscolo, sarà amica di Cesarotti, sarà amica di tanti intellettuali come anche Canova, sul quale scriverà una grossa opera sulle opere di Canova, praticamente una raccolta di testi sulle sculture più importanti di Canova, quindi una letterata vera e propria. Amica di Goethe, di Byron, di Walter Scott, di William Hamilton. È stata una figura di grande importanza. Questo dipinto è un po' misterioso perché si vede, vedete, vi aiuto, cerco di indicare come vanno anche guardati questi quadri. La posizione è quella del braccio che mostra
la fede. È la riprova che questo dipinto è stato, considerando l'epoca, che siamo alla fine del Settecento, realizzato quando lei era appena sposata con Marin, e quindi non quando si era sposata successivamente con Albrizzi, matrimonio un po' segreto che si lega al periodo nella fine del Settecento della saga napoleonica. Scappano da Venezia per paura appunto dell'arrivo napoleonico, ma sarà durante i primi decenni dell'Ottocento che la Isabella avrà un salotto importante dove poter ricevere e dove poter fare veramente cultura. In mano a una scatoletta, probabilmente purtroppo è un po' a brasa, ma potrebbe essere il ritratto, cioè come si dice, sulla copertina di questa scatola, che di solito era una tabacchiera o comunque un portagioie, il ritratto o di Marin, cioè del marito, oppure del figlio, che era Giambattista Giuseppe, che era nato nel 1799, quindi diciamo che potrebbe essere il ritratto. Morirà nel 60, il primo nobile putello che avrà il vaccino del vaiolo in Italia. Quindi sono personaggi questi che hanno anche delle storie che si legano alla medicina, che si legano alla civiltà, e Isabella sarà uno spirito abbastanza ribelle, sarà una figura abbastanza così, non dico eccentrica, ma comunque capace di esulare dalle immagini che noi abbiamo delle donne che soprattutto dal terzo decennio prendono piede. È ancora figlia di un Settecento, di una libertà illuminista e di una dimensione che avrà, come dire, non dico uno spegnimento, ma una chiusura con il Congresso di Vienna e con la richiesta di essere, come dire, più domestica. Era una donna ancora libera e di respiro, come dire, illuminista. Questa è una delle figure che va, come dire, ad approfondire un'epoca di passaggio tra quello proprio che parte ancora nella della Repubblica di Venezia e traghetta poi, dopo la prima dominazione austriaca, in quella napoleonica. Cosa volevo dirvi ancora di Isabella, scrittrice e, ripeto, personaggio che in casa riceveva molto mondo internazionale, e questo è un retaggio, diciamo, del passato che rimbalza. Per passare poi vediamo che cosa. No, abbiamo sempre un'altra figura che abbiamo sempre dello stesso pittore, che è questa figura di questa giovinetta con foglio di musica. Era stato fino adesso definito questo dipinto, che era nel 1923 di proprietà di un antiquario che si chiamava Dino Barozzi. Dino Barozzi, che fa parte della famiglia dei Barozzi antiquari, era proprietario di molti dipinti. È il motivo per il quale molti dei quadri che noi non abbiamo rintracciato erano di proprietà Barozzi. Quindi qualcosa lui regala e vende alle gallerie dell'Accademia, qualcosa finisce nella collezione di Barbantini. Questo è un dipinto che viene ceduto in omaggio all'Accademia di Belle Arti da Dino Barozzi, insieme ad un altro che è affiancato anche in mostra e che rappresenta quello che fino adesso era stata definita una fanciulla con uno spartito. L'occasione della mostra è stata quella di osservare, seguendo l'indicazione del dito di questa signora, cosa era scritto in quel foglio, che non era mai stato fatto. Ci sono delle note musicali, delle parole, c'è scritto vorrei sprezzar la sorte, studiare le note e cercare vorrei sprezzar la sorte. Ha portato semplicemente e incredibilmente banalmente, ma misteriosamente non era mai stato fatto, a scoprire che questo testo era una parte di un'aria cantata da Elizabeth Billington, un soprano inglese. Il padre era un sassone, la madre aveva studiato con Mozart o con Handel, adesso non mi ricordo con quale musicista, ma era inglese. Il padre era oboista presso l'opera di Londra, e la sua valenza di cantante soprano, ho scoperto si dice soprano maschio e non si dice la soprano ma il soprano, l'aveva portata in tournée a Napoli,
a Firenze e poi anche a Venezia, passando per anche sì, appunto Firenze, e poi Bergamo e Firenze. Bergamo, Venezia. Bergamo negli anni dell'arrivo del generale Bonaparte, quindi la gente scappava da Bergamo per arrivare a Venezia perché risaliva proprio nel 1797 questa campagna d'Italia. E Elizabeth Billington è la cantante che canterà e trionferà con l'opera Ines de Castro, all'interno della quale è cantata e Vorrei sprezzar la sorte. Quindi è stato, come dire, conseguenziale andare a leggere lo spartito e identificare, dopo 200 anni, perché 100 anni fa non era stata vista, ma perché l'occhio per guardare queste cose è stato fino adesso puntato sulla freschezza, sulla luce, sull'aspetto inglese del dipinto, ma la domanda chi era la persona dipinta era l'ultima delle domande degli storici dell'arte. Invece un ritratto viene fatto perché, anche la domanda che mi sono fatto, chi l'ha fatto, perché è firmato e datato 1797 mi pare. Nel 97 il pittore era a Bergamo, lei però veniva da Milano, quindi molto probabilmente è una committenza milanese di qualche ammiratore della cantante che finisce il quadro scappando da Milano quando arriva Napoleone. Il quadro poi girano, i dipinti hanno dei percorsi che sono fatti dagli oggetti mobili, no? Ecco perché quando l'errore è quello di pensare, di solito succede nelle province, se un quadro è a Pordenone, allora vuol dire che Grigoletti, proprio che Grigoletti era un pittore che ha vissuto 40 anni a Venezia, i dipinti girano, però la volontà degli indigeni è quello di avere e di collegare il pittore a un'opera che è locale. Un conto un affresco, ma anche lì possono girare, no? Invece i quadri girano, gli antiquari erano dei diavoli anche nell'Ottocento e nel Novecento. Quindi un'altra figura, un altro tassello di un pezzo di storia che diventa veneziana, perché questa cantante poi si sposerà 2 volte, si sposerà Félicente, questo francese che comprerà una villa, a chi conosce Treviso, a Sant'Artemio di Treviso, questa villa Félicente. Ci andrà a vivere lei, pare che il marito la menasse, lei scappa, divorzia, torna in Inghilterra, ritorna, non si sa per quale motivo, e muore in maniera molto misteriosa in questa villa, probabilmente è un omicidio. Quindi è un argomento che andrebbe approfondito e diventerebbe un oggetto di studio locale, anche adatto ad un giochino cinematografico. Sono misteri che questi quadri, no, ci aiutano a far tirare fuori. Sì, diciamo che la nostra idea, trovandoci appunto a fare un percorso che ovviamente non interpreta le Salonier come l'aveva inteso l'oratore certo. Principe Bonanome, noi abbiamo cercato di tirar fuori a nostra volta tutte queste protagoniste femminili che sono non solo le Salonier, perché le Salonier le abbiamo già dette, sono 2, la Isabella Teotocchi Albrizzi e Giustina Renier Michiele, con quelle potremo andare avanti, ma soprattutto questi volti, perché ci siamo resi conto, confrontandoci questa mattina con Roberto Refeo, che alla fine le conferenze, o comunque tutti gli aspetti e livelli di lettura di questa mostra, tanti livelli di lettura sul tema delle donne, ma anche su alcuni protagonisti maschili, ma oggi parliamo di donne, affrontano ovviamente la parte esteriore. La moda è l'esterno, ma non ci dice nulla di che vicende ha la persona ritratta. Per esempio, questa che era una grande cantante, la Billington, oppure la Maria Malibran, che diventa un'icona, appunto, adesso diremo un'icona dei social media o un'icona del pop, genere, un'icona pop. E dall'altro lato invece le Salonier, ed è un discorso diverso, cioè queste donne, Isabella Teotocchi Albrizzi un po' più vivace, la Giustina Renier Michiele invece più strutturata, però cosa fanno? Indipendentemente dalla bellezza o dalla cura degli interni, della moda, dei gioielli, di come sono dipinte bene, di quanto l'oggetto della nostra riflessione, il nostro percorso di lettura della mostra è proprio dire: ma queste donne che cosa avevano fatto? Perché appunto una è passata alla storia come giovane con Lettera, e chissà quante
poi storie non siamo ancora riusciti a ricostruire, storie personali di vita, poi alla fine il passato è adesso. Tu parlavi della Billington, che forse è stato un caso di femminicidio, lo chiameremo adesso femminicidio, però una persona che aveva un talento, quindi una grande cantante, tanto è che ci è arrivato un quadro, e cioè ci è arrivato un quadro perché evidentemente sono una committenza importante. Poi adesso non voglio dire che ci sono le donne che sono rappresentate, oggettivate, come direbbero le guerriglia girls negli anni 90, 80, 90, sono oggetti, diciamo, sono soggetti soprattutto per la loro bellezza. Non voglio dire che hanno dei simboli, adesso qui ci sono le bellissime donne di Hayez, la Matilde Speck Pirovano Visconti o la Marichita da Falcò, sono stupendi simboli di bellezza, anche devo dire di autonomia e indipendenza. Prima quando parlavi dell'Albrizzi mi viene da dire che anche le pose di queste donne e il modo in cui si pongono, ce ne sono alcune, le avete viste in questa carrellata di ritratti, che sono più dimesse proprio nell'affrontare il pittore. Lasciate stare che questa sicuramente apparteneva a una classe sociale altissima, se il ritratto glielo fece Francesco Hayez. Ma non è solo conscia della sua bellezza, è anche conscia del suo potere. Ce ne sono alcuni casi di donne che sopravvivono, avevano 18 anni in più ma sopravvivono al marito. Ci sono i casi di separazione e divorzio, tantissime di queste, adesso non le enunciamo tutte perché non facciamo una storia del divorzio nella mostra, ma che cambiano cognome o più che altro perché rimangono vedove, ma riescono anche a divorziare. Talvolta anche divorziano. Quindi c'è questa posizione, lo dico da un punto di vista femminile, di presa di coscienza, come dicevi tu Roberto, è per il fatto che si arriva dopo il Settecento, che è il secolo un po', insomma, in cui ci sono le scoperte, ci sono i coniugi Lavoisier, non c'è solo il signor Lavoisier. Matilde Speck, figlia del governatore del Palazzo Reale di Venezia, di origine tedesca, viene a vivere la famiglia a Milano, altissima borghesia, di rara bellezza, si sposa giovane, uno che aveva quasi si sposa uno che aveva un po' di anni più di lei, ma che muore molto giovane, muore prima che il figlio che loro avevano avuto un anno dopo il matrimonio fosse nato. Figlio che muore giovane anche lui, questo è un problema dell'Ottocento, però molto più affezionato allo zio che alla madre, tanto che questo figlio, che diventerà il sindaco di Blevio, che è un territorio ormai inglobato in Milano, lascia alla madre solo la legittima. La madre evidentemente si era innamorata di questo Pirovano Visconti, rappresentante dell'aristocrazia milanese, affascinante, bellissimo e romantico personaggio. C'è il ritratto di lui dipinto da Molteni con un colore fiammeggiante di cielo rosso che la guarda. In questi due quadri sono nella stessa collezione, da parte che vivono e sono in proprietà della discendenza, per il passaggio ereditario sono arrivati proprio ai discendenti, e i due ritratti si guardano. Lei gli mostra anche, come dire, questa fede, e sembra un po' guardare il marito, un po' guardare anche allo specchio se stessa, come decidendo se appuntare sui capelli questa camelia, simbolo di perfezione, questa o una che ha sul tavolino Biedermeier, se scegliere se mettere questa o un'altra. La camelia bianca è il simbolo di perfezione. Tutti questi fiori hanno sempre dei significati e i quadri hanno simboli che vanno letti anche come una specie di decalogo del linguaggio. È proprio un tema quello che il pittore di solito compone nel quadro. La camelia bianca è simbolo di perfezione per i petali che si aprono e contemporaneamente di devozione, lunga devozione affettiva maritale. La fede, la bellezza, la pettinatura con i tirabaci, che saranno un'invenzione dello stile di la Maria Malibran, che lancerà questa moda di solito del gioiello in fronte, del tirabaci, della crocchia con treccia legata dietro, una tipologia che aiuta a datare le opere dal 36, dalla morte della Malibran,
le donne adottavano di gusto quello stile fino agli anni 40. Quindi capite quando uno dice ma come fa a essere anche un quadro datato? Datato spesso è anche, la moda nell'Ottocento è importantissima, ma ci sono, come dire, al di là dei riferimenti bibliografici, e ci sono anche poi proprio dei riferimenti simbolici come i vestiti, l'abito. Non prima di quella data era stato per dire, proposto la pettinatura bandeau, non prima, e quindi poi si deve capire se siamo in provincia o siamo in città. Se siamo in provincia arrivano dopo. E quindi c'è come dire una lettura. Era una donna che è morta molto anziana, perché muore nel 1898, vedova, viveva a Milano in via Fiorichiari, era possidente, sì, deve essere molto divertita lei. Ecco, non era una salonière, era una donna di gusto, di fascino, innamorata molto di questo marito, ma alla fine ha lasciato l'eredità alla figlia di sua sorella, e da lì siamo arrivati, come dire, subito dopo al 23, alla mostra del 23, dove questo quadro era stato presentato perché Barbantini l'aveva visto a Venezia, dove era tuttora, e dopo 100 anni è ricomparso in pubblico. Poi abbiamo un'altra ballerina di cui, ecco qua. Sì, sempre abbiamo tenuto dentro appunto queste donne che sono cantanti, ballerine, poi citavi la Malibran, o attrici, la celebre ballerina ritratta da Hayez, la Carlotta Chablais. Sì, che adesso in questa diciamo allegoria di Venere con le colombe, poi evidentemente per il nostro gusto, per un gusto novecentesco, è una Venere un po' ingombrante come Venere. Però questo per testimoniare non tanto la bellezza del corpo femminile, che poi è l'unica nudo in realtà della mostra, e appunto perché viene giustificato il nudo, perché viene assurto nel mito di Venere tra le colombe, ma per l'importanza e la bellezza, ma anche l'importanza non come salonière ma come icone del mondo di queste ballerine, delle cantanti, cioè tutta questa parte di donne che le cui storie sono importanti lungo tutto l'Ottocento. Poi vengono un po' messe da parte, perché guardate, quando riguardavo la storia della ballerina di cui si invaghisce, mi pare si chiami Malvezio, mi ricordo il nobile trentino, comunque una storia molto nota. Poi, man mano che le storie vengono raccontate, per esempio sulla Carlotta, si sminuisce, non so, anche il talento, perché uno per essere protagonista delle scene nazionali e internazionali, del teatro, della danza, della musica, qualcosa doveva saper fare. Sarà stata anche brava. Ecco, però man mano nel corso del tempo si sbiadiscono le storie e diventano delle storie, era l'amante di, se era innamorata di lui, innamorato di lui il Malvezzi, come si chiamava, e mi ricorda molto una donna, chi mi segue lo sa, che ho scritto il mio libro, la tesi di dottorato su di lei, mi ricorda molto la vicenda di Margherita Sarfatti, che alla fine è solo l'amante del duce. Cioè, quando parliamo di salonière, e il salonière intendo dire il salotto, è quello che nasce nell'Ottocento, perché nasce in questo secolo l'idea di avere un gruppo di intellettuali, un'intelligenza, per esempio prima citavi gli amici di Isabella Teotocchi Brizzi, che poi più o meno sono gli amici di Giustina Renier Michiel, perché anche lei aveva lo stesso, diciamo, stesso salone dove invitava quelli che lei considerava le persone interessanti, quello che noi oggi diremmo invito un gruppo d'amici che possono venire da momenti diversi, Foscolo, letteratura. Vi dico chi passava, ovviamente, chi passava anche da Venezia, prima stavo riguardandomi alcuni nomi, Madame de Staël, cioè arrivava il massimo della raffinatezza anche del pensiero parigino, soprattutto insomma francese, e le si riunivano a casa loro, nei saloni, nel piano nobile. Ecco, le salonière, poi dopo queste
vicende si sono perse, o magari, ecco, forse Giustina Renier Michiel non l'ha badata più nessuno, forse non si è scritto molto, e se invece erano ballerini o cantanti, Ma insomma, tanto venivano meno. relegate più nell'ambito dell'erotismo, di donne che piacevano agli uomini, e punto. E vi dico questo appunto perché per lungo tempo ho studiato un caso di una donna eccellente con tantissimi legami, ahimè, con Venezia e con la storia dell'ebraismo in Italia, ma anche con tantissimi legami a Venezia, perché la Sarfatti, memore di queste saloniere, di questa tradizione, quando andò a Milano volle istituire uno studio, ma lo chiamava studio perché lì siamo negli anni, fate conto, nel 10, 12, 13, insomma prima dell'interventismo, della campagna per l'interventismo. Ecco, la parola dell'Ottocento era odiata, era l'idea del salonier, era l'idea del vecchio, dell'accademia dell'Ottocento. Invece i giovani, del socialisti, il socialismo e soprattutto tutta, diciamo, l'intelligenza meneghina, era un termine un pochino più, non so, dinamico, lo studio. Ci vediamo da me in studio, come dire, gente che lavora, che scrive, che pubblica. Vabbè, era un cambiamento di status anche nel nome, ma in realtà la Sarfatti si era formata come le donne, appunto, che ebbero grandissima importanza e vennero poi ricordate come le suffragette o l'amante del duce. Guardiamo anche la storia come ci è stata raccontata, perché le suffragette ce le avevano descritte come delle rompiballe isteriche, cioè, e Margherita Sarfatti, ahimè, ha avuto questa fama per lungo tempo. Ciò detto, portavano avanti una tradizione che la Sarfatti sicuramente aveva assorbito a Venezia, che era quella di queste donne. Vabbè, cambiamo il nome, non chiamiamolo più salotto, perché il salotto è borghese, il salotto è ottocentesco, il salone è ricchezza, opulenza, e non è gli anni 10 del Novecento. Chiamiamolo studio, troviamoci dallo studio di Sarfatti, fondiamo l'Avanti e facciamo la campagna di interventismo. Cambiati i termini, ma l'idea è proprio non solo di queste figure, ma anche di quanto queste figure poi ci sono arrivate alla memoria, quanto sanno le nuove generazioni che Isabella Teodosia Albrizzi ha mollato 2 mariti, dico per dire, No, ma proprio dopodomani presenterò un libro ad Urbino su Matilde Testa Piacentini, la moglie di Piacentini, pittrice, nasce, si forma, studia dal Cairo, studia a Napoli, ha tutta una formazione artistica importantissima, ma man mano durante gli anni 30 viene pian piano relegata al ruolo di moglie di Piacentini, e anche la sua produzione è costretta a ridursi a decorazione, alle cose dell'architettura, e attaccata, perché era una donna indipendente. D'altronde dovete pensare che la riforma gentile aveva preteso che la figura femminile venisse relegata in casa, la scuola non era più adatta alle donne, economia domestica, pianoforte, ma è proprio vedere come è stata proprio la chiusura universitaria e scolastica della riforma fascista è importantissimo per comprendere quanto stai dicendo, ed è un percorso che già parte dopo l'Unità d'Italia. Se pensate che chi è stato a fare veramente l'Unità d'Italia è stata Cristina Belgioioso, altra persona dipinta da Hayez, e che a Istanbul ha 2 vie dedicate, è stata quella che veramente ha finanziato, non Garibaldi, ma è stata molto più Garibaldi lei di Garibaldi, e per volontà di Mazzini e volontà di Cavour, questa figura che una donna avesse osato, non solo avesse usato, l'avesse fatto, doveva essere cancellata dalla memoria, perché non stava bene, una donna aveva un ruolo materno, domestico, e quindi questa chiusura nelle pareti domestiche coi colletti di pizzo bianco e madre e angelo del focolare è una cosa che parte dalla seconda metà dell'Ottocento e poi ha un momento di rinascita negli anni 10, cioè di indipendenza, di libertà, di futurismo, per poi dopo la prima guerra mondiale, anche con le vedovanze e l'arrivo del fascismo, ritorna ad essere, come dire,
chiusa, e quindi queste oscillazioni dell'immagine femminile, che nel Settecento c'erano appunto le donne illuministe che poi arrivano alle saloniere, al ruolo di madri devote, no, mogli devote. Basta vedere i necrologi e le orazioni funebri, cioè una donna era un angelo, cioè una moglie, madre perfetta, moglie devotissima, cioè era il ruolo che aveva, era quello che tutte le società in fondo patriarcali chiedono una donna. Poi ci sono dei momenti che ci sono delle uscite da questo bozzolo, il primo Ottocento e poi il primo Novecento. Per quello, quando Sì. volevo parlare un secondo di Giustina Renier Michiel, quando Che magari ci andiamo avanti. vabbè, c'è la Lucetta Memo. È vero che quando noi pensiamo, ne parlavamo ieri sera alla Radio Rai, eccola qua. Quando pensiamo appunto all'Ottocento come magari un'epoca in cui ci è stata meno libertà appunto fino a un certo punto, perché per esempio l'esempio di questa donna, Giustina Renier Michiel, che è della stessa generazione di Isabella Teotocchio Brizzi, quindi stiamo parlando degli anni 30 dell'Ottocento, non solo animò uno dei salotti, appunto, parola che la Sarfatti avrebbe odiato, come la Kulishov e tutte le socialiste, le prime socialiste milanesi, ma dico, aveva questo salotto molto animato dove passavano questi, il giovane Daniele Manin, poi passava, come che avevo detto prima, sì, Madame de Staël, Schlegel, Ugo Foscolo, insomma, chi aveva qualcosa passava per Venezia, e Venezia non era adesso ovviamente così centrale sempre in quegli anni, però chi passava da lei. Ecco, lei nel momento in cui capì, cosa che se avete seguito il professor De Feo vi è uscita dalle orecchie, che l'Ottocento era il secolo proprio della decadenza, nel senso che Venezia, e non lo dice il professor De Feo, lo dice la storia, aveva perso non solo l'autonomia, ma anche gran parte dello smalto, che ancora cercava appunto di darsi, o più il belletto che era riuscita a darsi nel Settecento. Ecco, quando lei capisce, Giustina Renier Michiel, che sta sfumando anche la civiltà veneziana, pensate che scrive un libro nel 1829. Già il fatto che ci sia un libro scritto da un'attrice che ci è arrivato sotto nome di un'autrice, non di un autore che ci metteva il proprio nome, è già un grande traguardo. L'origine delle feste veneziane, 1829, che è un romanzo storico in cui lei parla delle tradizioni di queste città, perché capisce, probabilmente vedendo lo stato di fatica che fa Venezia, diciamola così con un eufemismo, in quel periodo, e la mancanza di prospettiva, capisce che sta scomparendo una civiltà, ed è vero, si sta perdendo, e quindi non solo raccoglie intorno a sé i migliori o quelle che passano da Venezia, teste che passano di qui, ma anche scrive un romanzo storico. E voi sapete che poi tradizionalmente la storia non era assolutamente appannaggio delle donne. Molto recentemente è stata appannaggio delle donne la storia, cioè la ricostruzione storica. Ecco, su questi, per esempio, questa è una scultura eccezionale che abbiamo poi con un panneggio bellissimo dal punto di vista della materia plastica, della scultura, di Luigi Zandomeneghi. La Renier Michiel, che non viene appunto ritratta per la sua bellezza. Tanto che il Luigi Carrè, che era un suo amico, e che era colui che scrive la biografia poi della Renier, per farvi capire come alla fine un uomo che pure amico di lei, un grande intellettuale, dice di questo busto, parlando all'inizio della biografia della Giustina Renier Michiel. Addirittura lui accusa la città di non essere stata, come dire, troppo attenta a questa figura, però ciò nonostante il maschilismo di un uomo arriva
a parlare di questo busto e di lei, dicendo che il busto, chi vede questo ritratto pensi pure di vedere la Michiel, quale fu veramente. Non diremo negli ultimi anni in cui un infelice tocco di apoplessia averle in alcuna parte alterata la realtà, alterazione che certo non si desidera conservare nelle arti, ma quale si mostrò nell'età in cui il più delle donne, disingannate di molti prestigi della vita, si rifugiano nella solitudine e lusingano l'acerbità della loro forzata misantropia con l'esagerazione della virtù, vivono in guerra con tutto il mondo per non saper vivere in pace con se stesse. Questo è un attacco tremendo. Sì, era meno male che era. Dopodiché dice no, che vergogna, però parlando di questo busto, alla fine la stoccata di una che aveva comunque osato non stare nel suo ruolo è più forte dell'ammirazione. Cioè, aver trovato questa descrizione del busto è comunque interessante per capire come funziona, va nella testa di chi non gradiva in fondo, pur ammirando. Quindi vedete che è sempre stato quella delle donne una guerra, come dire, per dimostrare di non essere solo non era bella, quindi era già era Sì, l'ha descritta, diciamo, grazie dell'elogio, nel senso che per fare un elogio e dire che i veneziani non l'avevano considerata abbastanza, la ritrae come un'acida zitella, sì, o comunque una che alla fine doveva fare l'intellettuale un po' per forza. Sì. E siccome le parole sono importanti, come ci ricordava Nanni Moretti qualche anno fa, è evidentemente che tutta questa narrazione, che si ritrova anche nella storia dell'arte, anche nella critica d'arte, di adesso com'è che si chiama il body shaming, o diciamo l'offesa personale all'interlocutore, o diciamo screditare una tesi. Questa era una donna che ha scritto cose molto importanti, che ha raccolto intorno a sé diciamo un bel cenacolo di intellettuali. C'è una scuola a lei intitolata, quindi insomma la città di Venezia si è ripresa. Poi se Zandomenichi le ha fatto questo bel busto, devo dire che qualcosa l'ha fatto perché il nipote Zannini, che pure lui è in mostra, l'aveva commissionato, aveva sposato la nipote e che anche quella è un'altra intellettuale, quindi diciamo che c'è una dinastia. Diciamo il nipote, in quanto lei era la zia della moglie, era stato il medico di Canova, era quello che aveva fatto l'autopsia al dottor Zannini, Paolo Zannini, un celebre come dire luminare della medicina. E invece Carrère per lui scrive delle parole molto più, parlando di quel busto, dice perché non parli, i tuoi nipoti ti stanno guardando, tu sei ancora presente in questa casa con il tuo busto, muovi il labbro. Cioè per lui, diciamo, usa lo stesso intellettuale, usa delle parole come dire molto più, non dice che era brutto, perché era pure bruttarello, cioè, però un uomo non era importanza, una donna di grande ispirazione. un uomo era un uomo dove non serviva, cioè una donna era un dovere, se non fosse No, era un dovere. Diciamo che non vogliamo fare la conferenza dell'8 marzo, anche se siamo praticamente vicini. Però ecco, mi veniva da saltare appunto Giustina Ranieri Michiela, invece una che si è presa tutto e si è presa tutta la fama che voleva, come la nostra amata Maria Malibran, che anche a lei a Venezia lascia delle cose, e la grande soprano, la fortuna di, al di là di tutta la storia e le vicende di una che muore giovane cadendo da cavallo, e morire giovane è sempre un grande privilegio, cadendo da cavallo, e poi soprattutto morire giovane è un privilegio raro che ti proietta, se sei stata bella e nel momento della gloria, l'eternità. Bella, morire giovane lo consiglio a tutte quante. Ormai temo per tutti noi è un po' tardino, però se volete rimanere nell'empiro delle stelle, come non so, come Marilyn, come Marilyn Monroe, come questa diva che è la prima diva della canzone. La Billington era stata, come dire, un soprano prestigioso, ma
Sì, talentuosa, ma il divismo nell'opera, perché l'Ottocento è il secolo dell'opera, no? La prima Maria dopo la Malib, dopo la Callas, no? È un'altra grande cantante soprano, sarà lei che verrà immortalata al di là dell'aspetto musicale che è la sua dote, per la sua bellezza, per i suoi tratti sommatici straordinari e perché gli artisti si ispireranno a quest'idea di perfezione come la Fornarina per Raffaello, e dal 36 fino ai primi anni 40, come vi dicevo, questo gusto del tirabaci, del gioiello in fronte, della pettinatura a crocchia, della treccia legata lateralmente fino a sopra il capo, diventerà il modello sul quale le bellezze del periodo si rifaranno, tanto che qualcuno lo sa già, l'ho già detto, la regina Vittoria quando verrà incoronata nel 36, non avendo un'immagine, non era bella, lei non avendo un'immagine si sceglie, perché era una maniera anche di marketing e di divulgazione, questa figura che stava diventando di moda, se ne impossessa e rapisce l'immagine della Malibran, e con il potere che aveva in Inghilterra lei diventa uguale alla Malibran. Se andate a vedere le incisioni, le immagini della regina Vittoria appena si incorona, è uguale alla Malibran, gioiello, tirabaci, e c'è una ditta non mi ricordo se del Yorkshire, del Devonshire, uno di questo shire inglese, che produceva terracotte, delle piccole statuette della Maria Malibran ispirate a un'incisione, perché era proprio un'ossessione. C'è uno scrittore che dice anche a Napoli tutti parlano della Malibran e vogliono avere una raffigurazione in casa della Malibran, una scultura, un disegno, un'incisione. Quindi è il mito e la Malibran e la regina Vittoria si impossessa, e la statuetta che era tratta da un'incisione di terracotta che veniva venduta come souvenir della Malibran viene elaborata con l'aggiunta della corona di Vittoria, e cambia il nome e diventa Regina Vittoria, battendo per marketing e per pubblicità, cioè battendo alla concorrenza che subito in maniera, è un problema di marketing, no? Viene subito, diventa, pensate la modernità della pubblicità, no? Come il Novecento in fondo è figlio, questa riproducibilità, cioè Andy Warhol è figlio di queste cose. Sì, è vero anche che, come dicevi tu, è una icona, è una bellissima opera, una bellissima scultura, tanto quanto sono bellissimi. Abbiamo tenuto anche gli Schiavoni, perché Felice Schiavoni era chiamato il Raffaello di Venezia, insomma ha una capacità di amare anche il ritratto femminile, non c'è solo il talento come pittore, ma insomma sono immagini stupende, non così castigate, diciamo, non così dimesse, non così diciamo oggettivanti come altre. Ma tu dicevi una cosa importante sulla Maria Malibran, muore giovane, nel senso che poi diventa quella cometa, no? Quella stella, l'astro che rimane nell'immaginario, ed è appunto nell'ambito artistico, e poi comunque muore giovane. Gli ambiti su cui le resistenze sono più forti rimangono quelli della scienza o delle discipline alte, la storia, la medicina, la scienza e il giornalismo, perché queste donne, quando nasce la carta stampata, diciamo nascono i primi giornali, non scrivono, non scrive nessuno, non ci sono giornaliste. Quindi è vero, sono vere entrambe le facce della medaglia. La Malibran diventa un'icona la Madonna Ciccone, nel senso la Madonna, nel senso la cantante dell'Ottocento, però muore giovane, è un po' una storia quindi sfortunata, però aveva un talento e faceva parte del mondo dello spettacolo. La vera resistenza in queste figure, analizzando alcune figure che abbiamo qui dell'Ottocento, è sempre la stessa. Ci sono degli ambiti che non vanno bene per le donne, e tutt'oggi, voglio dire, mi veniva in mente mentre parlavi l'astronauta donna, che quando è andata un'astronauta donna, quando è stata l'italiana un anno fa,
Cioè, abbiamo dovuto spiegare chi è che faceva le polpette a casa, non so come dire. Adesso non voglio fare un discorso femminista che non mi interessa. Perché, certo, ma i figli che li guarda? No, a me non interessa il gender studies o guardare le cose dal punto di vista degli uomini e delle donne. È la storia della società. Indubbiamente queste figure ci regalano anche come singole storie, questo l'abbiamo visto facendo le schede, leggendo le schede anche degli altri ricercatori nel catalogo, ci regalano storie che abbiamo dimenticato. E dico a noi cittadini del presente, sappiamo, raccontiamo ai ragazzi e alle ragazze del nostro presente chi era Isabella Teutochel-Brizzi, chi era Giustina Renier Michel. Raccontiamo abbastanza, e lo dico come responsabile di Capesero, che il misterioso e lungimirante testamento ha scritto la duchessa Felicita Bevilacqua Lamasa, perché io sono a casa di una donna, nel senso io, non è mio, è pubblico il museo del comune, ma non ci sarebbe Capesero se non ci fosse stata una donna che è una donna dell'Ottocento. E guardate che possiamo fare lo stesso ragionamento, perché la duchessa con cui oggi con i nostri ospiti delle visite di oggi ci siamo fermati sullo scalone, la duchessa era terzogenita femmina dopo 2 maschi, quindi lei nasce, cresce e si forma convinta di doversi sposare e basta. Cioè non aveva la forma mentis di dover gestire un patrimonio che è considerato il patrimonio degli agnelli nei tempi d'oro. Cioè lei non doveva fare quella cosa lì e non cresce con quell'idea lì, ma muore il padre, muore il fratello, muore la madre, muore l'altro fratello, rimane lei, come, scusatemi la battuta, come una particella di sodio in acqua lete, non voglio fare la pubblicità, ma rimane sola, galleggiante. Dice: c'è più nessuno? No, non c'è più nessuno, e non c'è più nessuno né dei Bevilacqua né dei Lamasa, perché il generale Lamasa con loro muore anche lui quando si sposano, e si sposano così tardi che alla fine non fanno figli, non hanno figli. Quindi quando lei sta preparando il suo testamento dice: con me si esauriscono sia le famiglie Bevilacqua di questo ramo Bevilacqua, perché poi l'altro ramo dei Bevilacqua, dei parenti dei Bevilacqua, l'aggrediscono, le fanno causa, tentano di toglierle tutto, e si esaurisce anche il ramo dei Lamasa. Quindi lei ha la responsabilità su di sé praticamente di 2 famiglie, di 2 casate, o quantomeno di 2 nomi o 2 cognomi. E questa donna di 800, che ripeto, raffigurata nelle poche iconografie che abbiamo, era una donna da 800 con le gonne ampie, non neanche così spregiudicata, non collezionava arte contemporanea, perché all'Archivio di Stato di Verona c'è l'elenco di quello che lei collezionava. Era molto meno avanti della Giustina Renier Michel, nel senso che collezionava 500, 600, non c'è traccia di arte contemporanea. Muore alla fine dell'Ottocento, era già nata la Biennale di Venezia, e lei non c'è traccia che se l'abbia visitato, no, la prima Biennale, quindi non aveva un motivo chiaro di essere del suo tempo, ma era una donna di un'altra epoca, cioè era nata come donna dell'Ottocento, mentre Margherita Sarfatti cavoli, va alla Biennale nel 1900, scrive cosa per cosa, poi si innamora del socialista Sarfatti, cioè è già di avanti. La duchessa comunque Felicita Bevilacqua Lamasa dona al comune di Venezia il palazzo di Capesaro perché il comune ne faccia la casa degli artisti, organizzi le esposizioni di arte e industrie veneziane, soprattutto per gli artisti non invitati alle esposizioni ufficiali, cioè leggi la Biennale, diciamo tagliati fuori dalle cose più ufficiali, quelli con meno mezzi che finiscono nelle mani degli speculatori, dei galleristi che li imbrogliano, insomma c'è una dicitura più ottocentesca di quello che vi sto dicendo io, ma il senso è quelli che si fanno fregare, non so come se io dicessi, i giovani ragazzi che iniziano a produrre e non si riescono a proteggere. Vorrei che stessero a Capesaro. Ecco, queste, lo dico come mea culpa, forse queste storie sono le storie che all'interno di una ricostruzione corretta, non gender oriented come dicono gli americani, cioè non è che adesso dobbiamo stravolgere il passato che hanno fatto tutte le donne, non è così. Però queste figure, appunto, in un secolo buio e con le dovute cautele come l'Ottocento,
e anche verso la fine dell'Ottocento ci sono queste illuminazioni femminili o anche talvolta maschili, ma piuttosto femminili, che non sono state poi adeguatamente transitate nella nuova era. Più che come un percorso lineare, perché appunto non ci credo, penso esattamente ai corsi e ai ricorsi, poi sono tornate fuori. Sono tornate fuori queste figure, perché negli anni 20 ancora c'è un momento, negli anni 30 assolutamente no, la donna assolutamente non è una salonière, non ha lo studio, non scrive, non fa, ma deve, diciamo, sostanzialmente contribuire alla gloria della patria negli anni 30. Poi ritornano fuori nella Costituente, cioè noi abbiamo nella nascita della Repubblica Italiana un apporto, tu prima ricordavi, un apporto femminile di intellettuali femminili e anche a livello dei primi governi nel 48-50 molto forte. Quindi non si perde, penso, questa è la mia riflessione, non si perdono queste tracce, e soprattutto quando rimangono, come nel caso di Giustina Riner Michel, dei libri in cui lei parla della tradizione veneziana, mentre Venezia, ne abbiamo già parlato in altre conferenze, la stavano vendendo sia dentro che svendendo, cioè portando fuori affreschi, dipinti, gioielli, arredamenti. Quindi era un periodo in cui proprio fermarsi e dire attenzione. Signori veneziani che vendevano, né? Sì, sì. L'approccio del veneziano è sempre dice: ci stanno portando via tutto, non possiamo più vivere a Venezia, si faccia la città la mea culpa ai cittadini, perché le affittanze turistiche vengono dalle... No, lo dico per una volta per tutte, perché i veneziani non possono più vivere a Venezia. Domandatevi perché. Muore la nonna, diventa affittanza turistica. Si sono venduti dal 600 tutta la grande gloria. L'800 è stato proprio un luogo di svendita, di stacco di affreschi. Questi antiquari come Barozzi e come altri hanno, vero, fatto i soldi, ma venivano proprio offerte dalle famiglie e che si vendevano anche gli antenati. Questo è un aspetto che va ricordato quando io sento parlare sempre noi veneziani non possiamo più vivere a Venezia, pensino che i peggiori nemici di Venezia sono i veneziani. Diciamo che esatto, io posso sono anche un po' provocatorio, ma penso che so. un po' di riflessione. La riflessione la facciamo, io sono 50% veneziana e quindi mi carico l'altro 50% sono italiana, quindi ho delle colpe anche come italiana, quindi siamo tutti pieni di sensi di colpa da quando nasciamo, diciamo. Ma volevo chiudervi con il ritratto verso la modernità, dove abbiamo messo una carrellata solo per dei flash. Poi di queste donne, non so se abbiamo fatto di queste donne nella fattispecie di Pompeo Marino Molmenti non abbiamo le storie, magari le ricostruiremo. Sono bellissime, sono stupende alcune di queste figure che abbiamo dalle collezioni di Capesaro. Sono probabilmente prese da daguerrotipo, da fotografia, quindi bisognerà ricercare, bisognerà studiare ancora, ci saranno anche nuovi studi rispetto a queste figure, perché noi ne abbiamo trovato di alcune, anche di alcune opere di Rigoletti. Veramente chi erano queste, non riesci ad andare avanti? No, chi erano queste, aspetta, le protagoniste di questi quadri? Vediamo? Eccola qua. E poi c'è la nostra benedicente, come dire, vero? Sì. Anche questa è presa da fotografia. Questa è presa sicuramente da una fotografia, è la contessa, la moglie del conte Papadopoli, come si chiamava? La Aldobrandini, la Maddalena Aldobrandini, ultima insieme alla sorella rappresentante di una famiglia toscana degli Aldobrandini, discendente da Papa Benedetto. No, adesso non mi ricordo qual era, il Papa, scusate, ma comunque famiglia importantissima, e che viene sposata sedicenne dal conte Papadopoli, Giovanni Papadopoli, che è esposto vicino in un ritratto di Pompeo Molmenti. Questo è un dipinto di zona a grandezza naturale che rappresenta questa figura, anche lei che si sposa giovane perché doveva fare figli per una famiglia in crisi, aveva il doppio degli anni di lei il conte Papadopoli, il nipote
figlio del fratello non si era riprodotto e quindi in fretta e furia bisogna praticamente trovare la discendenza per la famiglia. Si sposano un buon nome, il figlio poi numismatico, i 2 figli, uno sarà un senatore del regno sabaudo, riuscirà ad ottenere il titolo anche di Aldobrandini, quindi il nome di Papadopo Aldobrandini, ma questa donna che viene ricordata perché aveva fatto i figli, in fondo era stata una cospiratrice che aveva sostenuto le rivoluzioni negli anni 50 per l'unità d'Italia. Era stata poi mandata in esilio in Piemonte, per quanto ricchissima Venezia, perché aveva cospirato contro l'Austria, ritorna con il plebiscito nel 66 e questo ritratto di Zona, che certamente è tratto da un daguerrotipo, questi appoggiarsi sulle balaustre, è proprio, sembra di vedere quei ritratti, la mostra con non bella, già sulla cinquantina, un po' di approccio matronale, non deve essere stata bellissima, ma intelligente e brillante, e soprattutto io ho scritto con un'aria quasi di soddisfazione, con un sorriso finalmente appagato, perché finalmente Venezia, come dire, si era unita al regno d'Italia, ed è la riprova che anche negli anni difficili queste figure anche in famiglia vengono ricordate per qualcosa di, come dire, familiare e non per il loro ruolo silentemente politico anche. Questa è un'altra figura estremamente, come dire, da riscoprire, di cui Venezia deve essere, come dire, orgogliosa. Bene, direi che ce ne saranno tante altre, ma il catalogo vi può aiutare a scoprirne, donne e anche uomini, ce ne sono stati anche tanti. Se ci sono domande, noi siamo a disposizione. La cantante Billington come è morta? No, ripeto per la registrazione. Sì, la cantante Billington. La cantante Billington allora, ho parlato con Andrea Bellieni, che è trevisano, che è il responsabile del Museo Corretto, e che lui ha accennato, mi ha voluto dire, non ha voluto dire, ma probabilmente è stata pestata, cioè picchiata dal marito, ma chiaramente è stato tutto molto offuscato nella cronaca. C'è un figlio poi che prende questa figlia Felicend, ma è tutta una questione poliziesca che andrebbe chiaramente fatta riemergere, e se qualcuno avrà voglia di secondo me ho sentito vagamente, come dire, anche da parte di Andrea, che c'è un po' un mistero sotto. Chissà se si trova qualcosa. Chissà se si trova qualcosa, non è detto. Ed è sepolta a Treviso lei. Era andata via, si era scappata da questo marito e poi stranamente ritorna, si è ricongiunta e lì muore misteriosamente. Non so se mi ricordo se è avvelenata o comunque... questo uomo era tremendo, questo Felicente. Poi c'è il figlio e la figlia rimane Felicente, adesso non mi ricordo come si chiama la villa, ma le cose, cioè, sono i misteri un po' dark, no? Sì, anche purtroppo molto attuali. E molto attuali, certo, di cui non si saprà, non restano certo documentazioni. Sì, però ci saranno poco di poliziesco negli archivi, poi insomma chissà chi trascriveva, cosa diceva, cosa si voleva lasciare. Quando morivano tutte di crepacuore, chissà di cosa morivano poi le persone, non so. Crepacuore. Famoso crepacuore, non mai... No, perché andiamo online. Sì, no, andiamo, è di proprietà privata. Diciamo che il quadro era passato sul mercato svizzero e dopo giustamente è arrivato a Venezia. Ma il quadro è sicuramente di Matteini, si lega ad amici della Teotocchi Albrizzi che erano in rapporto con loro, e con questi l'originale committente era il governatore di Cattaro, delle Bocche di Cattaro, perché dalle quali arrivava lei, diciamo, da quelle parti lì, erano amici di dalmati, che poi hanno rapporti anche con De Lazzara a Padova. C'è tutto un legame intellettuale tra Venezia e la Dalmazia, per il quale questo quadro viene commissionato e poi arriva dove non vi voglio dire dove è arrivato. Però diciamo ce l'abbiamo, l'avete visto, c'è una bella fotografia, per un po' ancora visibile. Non si era mai visto in pubblico. Bene, alla settimana prossima allora.